e della serie se non sono normali non li vogliamo. Benvenuti in questo bellissimo, meraviglioso, fantastico venerdì sera. Abbiamo già l'acqua sotto i piedi, voi non lo sapete, ma da Venezia ci hanno portato tutta quest'acqua, insomma, che non ho ben capito cosa è successo. Insomma, mi hanno detto che praticamente è arrivata una gondola e ha sfondato la porta. Ci siamo, e cosa succede adesso? A cosa succede? Lo chiediamo ovviamente al nostro a chi lo chiediamo? Lo chiediamo dopo. Ciao, papà. Va ora in onda Fenomeni del tubo. E questa sigla non per niente, ma dobbiamo rodare un attimo. Intanto salutiamo con noi ovviamente chi c'è, ci sono i fedeli che poi andremo a sentire. Ci abbiamo la Dani questa sera. Ciao Dani. Ciao a tutti. Oh, ti sento squillante, cioè praticamente mi hai sfondato. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Oh, bene, mi fa piacere. Non la sentiamo più, esatto. Allora, fermi tutti, abbiamo il nostro Mario. Ciao a tutti. Aspetta un secondo, Mario, vai che adesso ci siamo. Ciao a tutti. No, non ci siamo neanche ancora, vai ancora. Ciao a tutti. Scherzo, applausi. Allora, abbiamo il Teo che è qua vicino con noi, che questa sera è venuto direttamente. Hola. È venuto direttamente dalla base. Dopo vi spieghiamo da che base. Hai fatto il bravo oggi? Immaginiamo. Allora, subito due modi per interagire con noi, che è il 338 1595 362. Chiamate, insultateci no, però insomma pagina WhatsApp con dei bei SMS, e per telefonare. Oppure la pagina Facebook Radio Scialla Valeggio. Allora, detto questo, l'ospite è già arrivato insieme alle sue guardie del corpo. E cosa succede? Che tra poco andremo a scoprirla, ma prima abbiamo preparato per voi una sorpresa meravigliosa. Fenomeni del tubo. Amicizia, sì o no? Lo faresti con un figo ma stupido o con un brutto ma simpatico? Il figo ma stupido? Capra ignorante! Non lo voglio. Il brutto ma simpatico dipende quanto brutto è. La Madonna! A che parte? Libidine! Cazzo di mani al cielo! Ciao. Somi. Ciao Cri! Porco di... Come stai? È il moroso? Ho sentito che hai cambiato lavoro. Ma chi è quel mona che batte la porta e che chiude urlando? Dov'è la Nutella? Dov'è? Morirò. È come avere una pannocchia su per il culo. Vergognatevi, cazzo! Nel video degli agricoltori in cui parlo in veneto mi è scappata la parola cazzo di cane. Questo tra l'altro ho visto anche il suo profilo ed ha studiato alla Bocconi. Già qua si capisce l'intelletto che può avere una persona del genere. In messaggio privato mi manda una foto. Ve la metto qui. Potrete immaginare qual è il soggetto della foto. E in più mi scrive: ecco il mio cazzo di cane. Bravo! Anche in coppia con la sua amica. Io vorrei leccare piedi e scarpe anche di ragazzi in gruppo in cambio di denaro. E poi ho detto: ma quanto, almeno se devo fare qualcosa pagami bene, visto che non ho mai fatto questo tipo di cose, mi sentirei anche molto a disagio. Mi dice: dipende se mi fate trovare piedi odorosi, scarpe da leccare e vi piace dare schiaffi. E io mi stupisco, cioè con calzini sudati, scarpe sudate, mi piace soffrire. Ma perché? Spiegatemi il motivo. Devo fare questo genere di cose? Mi
bianco e siamo a posto. Beh, insomma, voi uomini parlate troppo, eh? Quella tipologia di uomo che ti riesci a mettere a disagio, ma così tanto a disagio, che riesci a farti restringere anche il buco del culo. E parla da solo, e parla di quello che sta facendo, parla col suo passero, parla con la tua passera, vede un branco di passeri, di tortore, di volatili e si fa una bella chiacchierata tutti in compagnia tra passeri e volatili vari, finché tu stai lì a vedere sto deficiente che parla. La Madonna. Ciao, papà. Va ora in onda Fenomeni del tubo. Molto fenomeni. Buonasera la Cristina. Buonasera. Ciao a tutti. Oh, sei arrivata? Sì, sono arrivata. Ma ascolta, mi hanno chiamato i vigili, mi hanno detto che c'è una gondola qua fuori che è in doppia fila. E la panda? Dov'è la panda? Non lo so. Allora, intanto vi voglio dire una cosa, simpaticissima la Cri, veramente ci siamo trovati fino a tarda notte a dover fare il montaggio dei tuoi video e eravamo indecisi su cosa scegliere, cioè su che cosa prendere. Allora c'era tanta carne al fuoco, Le cose più porno, però. Le cose guarda, allora qui c'è il direttivo, no? Dopo l'associazione ha tantissime altre persone, però la minoranza delle femmine e la maggioranza dei maschi hanno scelto per fare un montaggio totalmente porno. Applausi. Che cazzo, esatto. Allora questa sera avremo Dani con noi. Dani, ci sei ancora? Sì, ci sono. Ecco, che ciao sarà a tutti. la nostra intervistatrice, sarà quella che scaverà dentro di te, che tirerà fuori tutto, anche quello che hai mangiato. Cosa hai mangiato stasera, scusami? Un panino al volo. Un pane al volo? Sì, un panino. Un panino? Sì. Con cosa? Cose vegetariane, perché sono Applauso, Grazie. Sei vegetariana? Sì. Evidentemente con tutte le cose della cazzo di cane che gli hanno mandato è diventata vegetariana. Mario, scusami, tu che sei un esperto di vegetariano, non so. Io non dico niente. Ecco, a posto, Mario non dice niente e qua nessuno dice niente. Allora Cri, intanto benvenuta, la serata è lunga, avremo tante cose. Il viaggio tutto bene? Tutto a posto, tutto benissimo. Allora, la prima emozione radiofonica, come ti sembra? Come... Sono, non so, un po' agitata. Me ne fotto. Grazie. Poi mandalo pure in Mona, che tanto siamo in Veneto e siamo in linea con queste cose. Allora io direi che mandiamo subito la prima canzone, che ovviamente è quella che ci carica più di tutti, e dopo ci ritroviamo qui perché partiremo con lo scava. Oh già. Cos'è questa? È la Maria. Ah, va? Sì. Vabbè, qua siamo partiti con Maria e la cosa mi ha preoccupato alquanto. Allora, buonasera, benvenuti, buon venerdì sera in diretta dagli studi di RSV, direttamente qui da Valeggio, 338-1595-362 per entrare in contatto con noi e con noi la Cristina. Tutto bene? Sei svenuta? No, tutto a posto. Bene, perfetto, vuol dire che va tutto bene. E ovviamente la nostra Dani. Ciao a tutti. Oh, c'è. Allora, ovviamente io adesso lascio la parola alla nostra Dani, che so già che ha un qualcosa per partire. Beh, innanzitutto ciao Cristina, benvenuta tra noi. Grazie. È un piacere, finalmente proprio non ce l'aspettavamo questo grande successo. Io. Ecco, bene. E
Io vorrei proprio bando le ciance, partire subito con la prima domanda e chiederti una cosa che mi sta a cuore, soprattutto per tutti quelli che ci stanno ascoltando e anche i tuoi fans. Ok. Come si diventa fenomeni del tubo? Io non mi reputo un fenomeno. Proprio per Cioè, niente. come ti è venuta l'idea? Ecco, mettiamola così. Come Cioè, sono partita esatto. per fare i video? Io ho sempre avuto la passione dei video, sempre avuta. Niente, io li facevo per cazzeggiare, diciamo. bene, è E giusto. non pensavo di avere così tanto riscontro, ecco, così tanta gente che mi segue. E niente, così ho cominciato dal nulla e... Ci hai trovato gusto? Sì, tanto. mi diverto tanto a fare video, mi sento più me stessa davanti al telefono che davanti, insomma, alle persone, diciamo così. Quindi esprimi, diciamo, non so come spiegare, nel senso che ti lasci più andare. Sì. È un po' Sì, come sì, quello che canta da solo e dopo un certo punto dice no, perché cantare da solo? Vado su un palco, mi lancio come se niente fosse, no? E dice ma come? La timidezza. Invece no, tu usi il tubo, cioè in questo caso la rete, e ti fai conoscere. Sì, mi servirebbe quella spinta in più per lasciarmi andare un po' di più anche in mezzo alla gente, ecco, perché non sembra, ma sono tanto timida. Non si direbbe però, non si direbbe. E poi Dani, che cos'hai per la nostra Cri? So che hai un'altra domanda. Le domande quelle più sconce le facciamo dalle 22 in poi. Ecco, ma meglio, anche se non le fate va bene. No, tranquilla che ci sono delle domandine, diciamo, non dico proprio come dice Freddy, ma qualche bollino rosso, dai. Va bene. Però le lasciamo un po' sulla tarda ora, va. Ecco. Ho notato che ogni tanto arrivano qualche parolaccia, qualche diciamo, va, e ci sta, perché quando c'è uno sfogo, quando c'è vo, no? Sì, bisogna. Ma la domanda, qual è non so, il follower, quelli che ti rompono più le scatole in rete? Cioè, qual è la tipologia più che altro di persone, no? Che dici questi proprio non li sopporto, diciamolo piano perché così. E quello invece dice quali sono? Devo dirti la verità. Assolutamente, qui la verità, nient'altro la verità, lo giuro. A parte come nel video ho detto dei feticisti, Esatto. quella gente lì che sono i più indifesi, cioè neanche li cago. Cioè. Diciamo che hanno qualche problema. Sì, un po' tanti. No, scusate un attimo, no. Abbiamo due esperti di feticismo qua, Teo e Mario. Cioè, adesso io voglio capire, tu cosa ne sai del feticismo? Niente. Come niente? No, io non so niente. Allora, lui non sa niente e tu, Teo? Io so tutto. Io ho fatto ripetizioni da Mario. Guarda come tiene il microfono. Applauso. Direi che bravo, non sapevo Questa me la paghi, non sapevo questa dote di tenere il microfono. Cristina, tu che voto gli diamo per tenere il microfono a Mario? Oddio, non ancora 10 più. 10 più. Applausi. Allora sei abituata anche te. No. Allora chiariamo subito, la Cristina non tiene in mano il microfono. Glielo mandano solo messaggio privato. Ecco, esatto. Scusa Dani, ti ho interrotto, prego, puoi continuare. Poi un'altra cosa spiritosa, no, che volevo chiederti. So che hai una panda molto simpatica, bianca, che ha un look all'interno fantastico. Molto leopardato, molto tarda. L'idea è tua? Sì, certo. Ecco, Sì, ti posso fare una domanda un po' cattivella? Allora, Spara. venderesti la macchina per un bacio di Vin Diesel? Madonna benedetta di Manfredonia, figlio mio. Oddio. Cioè, regaleresti la panda per un bacio con Vin Diesel? No. Sicura? Sicura, perché la panda è la mia prima macchina, il primo amore non si scorda mai. Bravissima, applausi per Cristina, perché tu sei una fedele. Però guarda, posso dirti il video quello dove che poi non sono riuscito a metterlo perché non si capisce bene. Quando dici Maria scioppa la panda, cioè lì è stato il top. Eravamo qua, ho detto, dobbiamo tagliarlo, però è stato veramente
Ma scusa, tu con la Panda cosa fai? Vai al lavoro? Andavo a lavoro, adesso è vero. giro in cerca di lavoro. Giri in cerca di lavoro. Facciamo un annuncio. Allora, tutti così. gli ascoltatori. Ecco. Vai. Cosa devo dire? Cerco lavoro, qualsiasi tipo di lavoro, insomma, nei limiti, ecco. Allora, secondo me la Cristina potremmo mandarla a Gardaland A fare il pupazzo di prezzemolo. No, non queste cose qua, Teo. No. Sei una bellissima ragazza, tra l'altro lo dico per i nostri ascoltatori. Sì, devo quindi... dire che potremmo. Ecco, io da editore di Radio Scialla, se dovessi scegliere, alla Cristina farei fare un programma alla rubrica del cuore. Beh, no. Proprio, guarda, proprio giusto. Sì, farei fare la rubrica del cuore, non so perché. Sì. Comunque, in ogni caso, io direi che proseguiamo. Ce l'abbiamo fatto. Sono già passati 20 minuti dal nostro primo intervento. Devo dire che gli ascolti ci sono, vedo molte connessioni, quindi io adesso mando una bella canzone fresh. Non la conosci questa qua? È sul Pandino questa, eh? È sul Pandino? Sì, è una canzone Pandino questa qua. Qual è? Non la balli mai in discoteca questa qui? No, non vado quasi mai in discoteca. Non vai in discoteca? No, vado in altri posti, ma in discoteca no. Non c'è problema. Resta sulla Panda. Resta sulla Panda! Senza sapere quando. La nostra Giusy Ferreri. Devo dire che si è data da fare in questi ultimi anni, non si sa come, però si è data da fare. Ti piace Giusy Ferreri? Non molto, sinceramente. Diciamo che ti sta un po' sui macaron. Sui macaron. Brava. Immaginavo. Dani? Pensavo, Cristina, che dicessi un'altra parolina. Ho voluto cambiare. No, dicela, dai, in veneziano, dai. Lo dici da Dio. I coglioni. Applausi. Grazie. No, ti sta sul culo. Sul culo. Esatto. Allora, Dani, hai già pronta la prossima domanda per la Cri? Innanzitutto ho scoperto, ho uno scoop che voi non sapete. E vediamo sto scoop. Uno scoop molto molto interessante. Infatti la domanda adesso è proprio Cristina, sei innamorata? Sì. Sei gelosa? Di più lui che di me. Io nella norma, lui un po' esageratamente. Un po' sopra la norma. Ma scusa, allora raccontaci di questa, vogliamo sapere, insomma, da dove viene? Da Marte? Da un paese vicino al mio. Posso dire i nomi di paesi? Ma certo. Da Candiana. Ma ascolta, e come vi siete conosciuti? Raccontaci questa love story. Raccontaci, siamo curiosi. È un po' travagliata, complicata, tipo Beautiful, racconto lo stesso. Vabbè, certo, siamo qua apposta. C'è un po' di scandali. Okay. Va bene, vai tranquilla, tanto vado in galera io. Allora, scandali in laguna, insomma. Ma no, laguna. Allora ci siamo conosciuti su Facebook. Qui la rete ci cova. Aspetta un attimo. Era un altro sito. Era un altro sito, magari, non era Facebook. No, Facebook. Sei sicura? Sì, Facebook. Allora, cosa stai insinuando, Mario? Sai che ci sono dei siti particolari dove tu hai scritto tutti, se vai su qualsiasi sito un po', esatto. Tipo YouPorn, no, tipo Mythic, Deu.it. È vero, mi ha fatto vedere anche dei video, Teo, quindi. Cos'è? Mario, il microfono, mi raccomando, Tipo, non lo so, Tinder. Adesso io ti devo dire, pensa a te che Tinder, lo conosci Tinder? Che è Tinder? Allora, Tinder è un tra virgolette un social che serve per fare sesso praticamente. Cosa succede? Praticamente tu ti iscrivi e metti 3 foto e tu col cellulare che cosa fai? Praticamente tu guardi, questo mi piace, vai a destra, non mi piace, vai a sinistra e scarti
e continui a scartare, capito? Quindi vedi sempre il Teo, scarti. Vedi sempre Teo, vedi sempre scarti. E praticamente tante coppie si scrivono, cioè tante persone si scrivono lì solo per cicche. No, aspetta, no. C'è un video suo dove lei dice tu vuoi, ma che video è? Dove tu ti arrabbi perché dice vuoi pocciare, una roba del genere? Sì, ma non te pocci. E non te pocci, esatto, bene. Allora, torniamo in sé. Dani, prego. Allora, stavi dicendo che tu sei poco gelosa? Nella norma. Beh, sì, dai. No, ho capito. Ascoltami, una domanda così, un po' curiosa. Hai un biglietto aperto? Un biglietto d'aereo aperto? Quindi puoi viaggiare quando vuoi nell'anno. Dove vorresti atterrare? Giamaica. No, adesso però Cristina, questa è una domanda che mi sorge spontanea. Sì, esatto. Come mai proprio la Giamaica? Visto che è perché molto... forse si fuma della gran ganja e applausi. Mettiamo questi applausi. Ecco, va bene, torniamo in noi. Torniamo in noi. O perché forse c'è il famoso Big Bamboo, famoso reperto storico di colore. Perché ti piace la Giamaica? Spiaggia, mare, sole, caldo. Perché metti in imbarazzo la Cristina? Secondo me perché ha lo scaldacollo incorporato. Lo scaldacollo incorporato? Sì, in Giamaica ce ne sono tanti. Vabbè, lasciamo perdere. Scusa, l'abbiamo capita Cristina, noi. perdonali, non sanno quello che dicono. Non dico nulla, che è meglio. Andiamo Allora, riformulo. Il sole e il mare, guarda che ce l'abbiamo anche. Io vado spesso a Porto Garibaldi, anche lì c'è il sole e il mare. Sì, anch'io vado spesso a Rosolina Mare, ma Rosolina Mare in confronto alla Giamaica, insomma. E non cazzo io! Ma scusa, ma c'è qualcosa che ti piacerebbe visitare o? La spiaggia, il mare, stare là, io amo il mare, quindi mi sembra una meta giusta per chi ama. Cioè, ma tu hai avuto amici che ci sono già stati, ti hanno raccontato, o proprio tu hai detto Giamaica perché hai visto delle foto? Ho anche degli amici che ci sono stati. Voglio nome, cognome e soprannome. Esatto, il nostro Cetto. Ascolta, Cristina, volevo farti una domanda. Tu hai visitato tutta l'Italia o ti mancano, cioè sei stata in Veneto e basta? Esatto, quasi un po' di Emilia Romagna l'ho fatta e non sono stata anche a vedere Genova e basta, ho visitato poco l'acquario sei andata a vedere? Sì, esatto, sì. Ma ascolta, il posto che ti ha lasciato di più, parlo di mare, quindi d'estate, che mi ha colpito di più, che ti ha lasciato di più? Da quando sono piccola che vado a Rosolina Mare, là ormai sono affezionata. Poi la spiaggia è molto lunga di Rosolina, sì. Cioè molto molto lunga, quindi Rosolina è un po' il tuo simbolo dell'infanzia. Sì, di relax, di vita, insomma di star bene. Secondo me tu sei una da spiaggia libera, asciugamano. Sì, no. In che senso libera? No, c'è un bellissimo video dove tu vai in spiaggia con una tua amica. Ok? Sì. Praticamente il video lo fai in panda e poi 2 secondi in spiaggia, c'è caldo, tutto bene, ok, ciao, ci vediamo. Scusa, noi volevamo. Stavo collassando dal caldo, erano le 2 di pomeriggio, c'erano 40 gradi all'ombra, stavo per morire, mi stavo sciogliendo. Volevamo vedere noi che cosa c'era in spiaggia e tu invece ci hai segato le gambe, vabbè, insomma. Tra poco si scioglieva anche il telefono da quanto caldo c'era. Interessante. Sì. Dani, hai un'altra domanda? Poi mandiamo un brano che poi c'è una sorpresa per la CRI. Ma adesso una piccola domanda che poi ci ricollegheremo più tardi. In rete ho visto dei video di Bambola Malefica, che è una tua amica, no? Una tua amica youtuber, immagino, no? Lei è un tipo molto schietto, si chiama Chiara, giusto? Sì. Chiara. E ho notato che non ha proprio peli sulla lingua. No. Molto e bella, se ce li ha sono di qualcun altro. Non c'è problema. Parlami un po' di questa Bambola Malefica. Parlamene tu, visto che la conosci molto bene, insomma. Che personaggio è? Oppure se personaggio si può chiamare, insomma. Devo ancora conoscerla di persona. Ci sentiamo per WhatsApp. È una molto tosta.
Prendo parecchio esempio da lei perché è una tosta, è una che non ha paura di dire quello che pensa e vorrei essere un po' di più, insomma, come lei, ecco. Avere un po' più di grinta, forse. Un po' più di coglioni, ecco. Come si dice da noi, ecco. Ho capito. Invece di Giulia Reis, di cosa ci dici di lei? Lei è una ragazza fantastica, tanto solare, ride sempre, ha una risata che è impossibile che non ti metta allegria anche a te. Quindi posso farti un gioco? Oh cacchio! Sì. Proprio un gioco divertente, simpatico di Giulia Reis, che lei dice sempre questo o quello. Te lo ricordi? Sì. Ok. Allora, lip gloss o rossetto per Cristina? Nessuno dei due. Jeans o tuta? Muovete! Jeans tutta la vita. Sì. Tacchi o scarpe basse? Piedi nudi, America. E sono le 9:30 passate da poco. Domanda finale un po' intima. Push up o balconcino? Scusa, cosa c'entra il balcone? Adesso mi devi spiegare cosa c'entra. È il gioco di questo o quello, no? Non lo so. Push up? Sì, push up. Fingiamo un po'. Tu invece, Teo, cosa ti metti? Il brasiliano. Ci sta appendendo. Cos'è? Cosa avete voi due? No, Ti piace brasiliano a Teo? Il push up o il balconcino? Balconcino, con la panza che c'ho. Dove cazzo? O la tovaglia. Ma mi sembra una terrazza. Mi fate schifo, posso dirlo? Vabbè, andiamo avanti. Dani, io avrei una sorpresa per la nostra crew. Benissimo, bene, dai. La Cristina adora le sorprese, no? Sì. È arrivata. Oddio. Ciao. Somi. Volevo solo dirti che me so stufa di te goccia ma tante volte ma di notte rispondi mai e non ho capito il perché e là puoi tu ascoltarmi. Sogno di stare insieme a te e mi dispiace di svegliarmi, chissà perché ho voglia di rivederti e di stare un fiato ti. Cioè, ma Cristina, ma sei tu? Sono io, molto depressa e malinconica, purtroppo anche una parte di me, sono io. Ma scusa, che cosa ti è venuto in mente quella sera? Spiegaci, perché sono molto curioso. Ero un po' brillina. Adesso ho capito, cioè, eri un po' ciucca. No, la colpa è del green tone. Secondo me Freddy è la colpa del green tone. Mi è venuta l'ispirazione per scrivere sta canzone. Insomma, era in Panda, ascoltare ancora per l'ennesima volta Hello. E ho provato a tradurla in veneto. Ho detto, però ci sta. Aspetta, vado a casa e me la butto giù. Bene. Così. Bene. Io direi che andiamo con una canzone. Siamo con la Cristina, una nostra youtuber direttamente. Qui ce l'abbiamo noi su Scialla. Vi ricordo 338 in esclusiva. Esatto. 1595 362. Insomma, ascoltiamoci un bel brano. No, perché mi stavo mangiando una caramella, no? Molto buona. Grazie. Ma la Cris c'è ancora? Ci sei, Cristina? Sì. Insomma, le caramelle ingrassano, stavo dicendo. Poi guarda, io che sono a dieta, vederti mangiare caramelle da quando sono arrivata. Allora, quando parli in radio devi avere la caramella, perché ti apre la voce. Dopo, seconda cosa, io da quando mi sono rifidanzato, cioè nel senso, prima mi sono. Un'altra cosa. No, un attimo, allora. Dietro? Prima mi sono separato, Anche. poi mi sono rifidanzato. Non c'è cazzo da fare. Non c'ho cazzo da fare. Giusto. Cristina, devo farti una domanda io. Dimmi tutto. Cosa ne pensi del matrimonio? Mi viene da ridere. No, bravo Cristina. No, a parte gli scherzi, io non credo nel matrimonio, per niente. Cioè, in che senso non credi nel matrimonio? Che una coppia può amarsi e stare insieme anche senza sposarsi. Cazzo. Anche senza sposarsi? Sì. Quindi sei comunque per le coppie di fatto, per la stepchild adoption oppure no?
Cioè l'adozione di un figlio tra delle coppie omosessuali. Sì. Ma sono pro. Non credi che in una società come la nostra non sia pronta a ricevere poi un bambino che magari venga deriso, no? Cioè, io ho assistito ad una riunione molto cattolica, devo dire, forse di parte, dove dicevano: ma poi 2 mamme o 2 papà, cioè questo bambino va a scuola e gli dice: scusa, ma la tua mamma qual è? Sono 2 maschi oppure 2 femmine il tuo papà. Ecco, secondo te questa cosa non potrebbe essere lesiva verso poi... Allora, questa cosa mi sembra medico, quello che penso, insomma, andare un po' sul discorso anche del bullismo, no? E prendere in giro le persone per qualsiasi cosa abbiano fatto, qualsiasi cosa strana abbiano. Io penso che bisogna guardare di più i diritti del bambino, che in primis deve stare bene lui, che è meglio che stia bene con 2 mamme o 2 papà piuttosto che con una mamma e un papà che litigano sempre, che non sono un buon esempio di genitori. Certo, quindi tu diciamo la vedi sotto questo punto di vista. Sì. Ho capito, quindi cioè se tuo figlio un giorno venisse a casa e dice: mamma, sono omosessuale, tu lo accetteresti senza problemi? Sì, basta che sia felice. Basta che sia felice. Sì, bella questa cosa, vedi? Un lato della CRI molto bello. Ovviamente i tuoi non la pensano così, perché insomma immagino. Ovviamente no. I miei purtroppo sono mentalità antica. I miei sono un po' anziani. A volte si parte però sul fatto che una volta erano tutti stupidi, invece sicuramente una volta sapevano il fatto loro. È che io credo che è una generazione, e noi lavoriamo con i giovani, è una generazione che cambia. Infatti io ti dico questa cosa: questa è un'associazione proprietaria di questa radio di politiche giovanili, quindi qua dovrebbero esserci ragazzi di 18 anni, 16, 20, però come vedi che gestisce la radio, il direttivo è fatto di persone di una certa età. Rincoglioniti. Perché purtroppo non c'è la costanza, e vediamo che nei giovani purtroppo c'è, cioè io vedo quello che fai tu, nonostante la tua giovane età, ma hai comunque una dedizione, hai dell'impegno, capisci, e ci metti del tuo. Sono pochissimi i ragazzi che si prendono un impegno, vediamo noi, e poi lo portano a termine. All'inizio poi... Io ho poca costanza, e anche adesso i video ne faccio molti meno. Sarà contento il tuo moroso sapere che hai poca costanza. No, dipende, che argomenti insomma, che argomenti a livello affettivo, diciamo, a livello affettivo no, aspetta, cosa intendi? No, poca costanza, può essere che ti stufi subito, questo ti voglio dire. No, non mi stufo. Ok, nei video stavi dicendo? Niente, che quando ero a casa senza lavoro mi divertivo a far video, anche perché l'anno scorso, quando ho iniziato a farli, convivevo, quindi avevo il mio nido, ecco, la mia casa dove potevo fare quello che voglio. Adesso mi ritrovo in un'altra casa e non posso fare quello che voglio, quindi ho anche trascurato molto il discorso video. Non c'è problema. Se vuoi farli qua a Radio Scialla dobbiamo fare un video. Diamo la possibilità di farlo. Ok, parto da Cona, vengo a fare il video qua. Dai, Grazie. cambi location. Sì, dai. Perderò un pistone della Panda per strada, comunque ce la farò. Allora ci impegniamo, veniamo a trovarti a Cona una sera, ci consigli un bel ristorantino di pesce? Anzi no, giapponese, Freddy. No, ti prego, che 3 volte questa settimana sushi mi viene fuori dagli occhi. No, perché fra poco Freddy arriverà in radio con gli occhi a mandorla. Oddio. Perché? Sì, secondo me sì. Ma perché da poco lavoro in un posto dove lavora. Sì, lavoro in un posto. Diciamo, lavora. Dio. E praticamente a 500 metri c'è un ristorante di sushi che a pranzo fa 10 euro all you can eat, e a cena fa 15 euro. Cioè io vado a pranzo lì e ho il menù dove praticamente io torno in ufficio che ho
Sì, e poi la capisco. sera scureggia sapori di mare. Esatto. Ah, ti piace il sushi? Sì, no, il sushi no. Però dalle mie parti al Due Carrare c'è un Wok Marco che fa all you can eat. Ah, dove ti sfondi a 16 euro. Dove ti insomma. sfondi a No, 16 10,50 più bevande, sì. Addirittura, ma ce ne sono molti bar presi da cinesi a Kona? Kona non c'è un cazzo. Non c'è un cazzo. Se vai verso Il primo cazzo è arrivato alle ore 22. il primo di una lunga serie. Ecco, va bene. Allora, no, volevamo precisare che è cazzo di cane, membro di Segugio, detto in italiano. Allora, abbiamo visto Tralasciamo, sì. Hai portato degli amici con te. Sì, I Fantastici 4. I Fantastici 4. Partiamo la parte femminile in ultima. Ok. Partiamo dalla parte maschile. Il nostro Mario B ha già il microfono in mano, lui che è bravo a tenere il microfono. Caccio. Invece Mario non si sente niente. tu invece hai l'appoggio. No, l'hai messo in crisi adesso che l'abbiamo detto che il microfono era troppo vicino, adesso vedi. Ah, ok, prova Mario. Cosa devo provare? Ah, ok, si sente. Ragazzi, dovete vedere la faccia di Mario, uno spettacolo. Allora, partiamo dal primo ospite, ovviamente dalla sinistra di Mario. Sì. E chi è? Ciao a tutti gli ascoltatori, mi chiamo Cristian. Più vicino al microfono. Sono un vecchio amico della Cristina. Abbiamo deciso questa sera di fare questa avventura e ce la stiamo, a dire la verità, proprio spassando. Te la stiamo ridendo alle sue spalle, domani ci maledirà e... No, guarda, quando la redazione di questo programma ha deciso, cioè io, di invitare la Cristina, è stato proprio perché ci sono delle persone che meritano veramente il proprio momento, ma non di gloria, però il proprio momento, e la Cristina lo meritava veramente. Io ho Grazie. detto ci sono i fenomeni del tubo, ha diversi ospiti, insomma diversi persone che su YouTube o su Facebook fanno video, però la Cristina mi ha detto dobbiamo invitarla perché sarà una bella serata, ecco. Grazie. Proprio dire che è una persona fantastica e merita molte belle cose della sua vita. Me ne foto. Ecco. Allora, se dovessi descriverla con 3 aggettivi. Molto solare. Quindi, solare. So che è un aggettivo già usato, però. Vabbè. Solare, esprime poi. proprio allegria poi. mi trovo impreparato adesso. Ok, impreparato, poi. Hakuna Matata. La patata. La patata? No, Hakuna Matata. Senza pensieri. Va bene, applauso, va bene. Poi abbiamo un'altra persona che ha avuto un dov'è? È scappato. È scappato, niente. È timido. Allora, poi hai portato in Veneto una rossa de Cavei. Rossa de Cavei che si chiama, dicelo tu, come si chiama? Io Stefania, lei è Stefania. Ciao a tutti. Ciao Stefi. Ciao. Ciao, ascolta, tu chi sei per Cristina e Cristina chi è per te? Ma in realtà ci conosciamo da molto poco io e lei, e l'ho conosciuta tramite i suoi video, quindi prima ancora della sua carne ho visto. Abbiamo i fan, e tieni vicino il microfono. Vabbè, abbiamo una fans, applauso allora. Cioè, hai portato una tua fans in radio, bravissima. Allora, il video preferito di Cristina? Allora, a me piace molto quello dove ti sei davanti al piatto di pastine e dici no, non la mangio, poi Madonna benedetta di Manfredonia, figlio mio. Cioè, ci rifai quella morirò. Voglio la Nutella. Bellissimo quello. È molto divertente. Ti prego Cristina, in real time, ti prego. Adesso? Sì, adesso, dai. Ma L'ispirazione, silenzio, non ci riesco. 3, 2, 1, vai. Morirò. Non ce la faccio. Mi è venuto meglio. Ascolta Stefania, una cosa
3 aggettivi anche te per descrivere Cri, anche se la conosci da poco, però da YouTube credo che tu abbia avuto. Allora, una persona che intrattiene, anzitutto. Quindi perché io un'intrattenitrice. Ti manderemo come Fiorello ai viaggi vacanze. Magari mi piacerebbe, magari. Ah beh, guarda, se vuoi il contatto ce l'ho. Io penso a te, adesso scusate, devo dire, nel 2000 sono stato a Sharm a fare il regista teatrale. Ha capito? Dopo 2 mesi, 90, sono dovuto tornare a casa perché è arrivata le torri gemelle, quindi mi hanno. No. Vabbè, siamo per. Stavo tanto bene là. Andiamo avanti. Secondo aggettivo. Vera. Vera. È una persona, sì. come la vedete, è Come la molto vedete? semplice, molto chiara, molto vera. Vera, come dicono, vera. E lui, Severo. Oh, la vera è un'altra cosa. Sì, lo so, ma adesso porta pazienza, non possiamo darti della mucca adesso. Il nostro intenzione era di dirti che sei vera. Dai, adesso mettiamo una. Ok, Adesso vabbè, ma ragazzi, ma che ore sono? Se alle 10 siamo messi così, meglio andiamo a casa. Vabbè, e poi ultimo aggettivo? Ingenua in maniera positiva. Ingenuo in maniera positiva, cioè vai alla cassa, ti danno il resto sbagliato, ma sì, fa lo stesso. Se no, magari. No? No, con certe persone, cioè in generale con le persone tendo a pensare sempre bene, invece colpiscono, pugnalano alle spalle, ecco. Bene. Allora Cristina, adesso è arrivato il momento karaoke. Oddio. Il momento karaoke dove tu dovrai cantare. Bene. Sopra, noi staremo zitti. No, questa canzone che, scusate se mi permetto, è il nostro... Strozzetta paurosa. Esatto, è il nostro simbolo. Simbolo del Veneto. Oddio. Che praticamente non possiamo non mandare in onda. Perché insomma... Forse non lo so. Tu la sai questa, tutti i veneti la sanno. Forse io no. Senti bene. Che canzone è? Sento 2 tamburi. Ah, ok. Ehi! Oh, no, non la. Orgoglioso d'essere veneto. No! E vai. Adesso basta non star rompere i maroni. Questa sera deve fare dei menoni. No, lo so le parole. Aspetta, ti provo. Vivo nel posto più bello che sia. Vai in Himalaya che mi vado su a Cortina. E il microfono è aperto, eh? Sì, sento. Questa in casa non voglio partire. Vai non so le parole. Sei stupendo. Veneto fino in fondo. Veneto serve mondo. Protagonia che un secondo. A me non mi interessa Milano. Cosa non cosa che sei. Non so le parole. È ancora aperto? Veneziani, gran signori, padovani, gran dottori, vicentini, magnagati, veronesi, tutti matti. Però bigotti, bacche, tipe, bellunesi, cantonadi, eri veneti, ciamadi. E non so le parole. Gente che lavora e che si dà da fare e che non vuoi muore. Adesso divertiti, non sta a pensare che senza il Veneto non te puoi stare. Sei stupendo. Veneto fino in fondo. Veneto serve mondo. Protagonia già un secondo. A me non mi interessa Milano. Cosa che sei. Penso di essere l'unica veneta che non sa le canzoni. Allora veniamo a salvarti perché ho visto che insomma non è. Però questa canzone devo dire, anche tu l'hai usata, ho visto in un tuo video. Quella originale, cioè sì, questa qui io infatti poi non l'ho scoperta dal tuo video, ma poi mi è venuta in mente grazie a un tuo video. Molto, cioè che cosa ti senti di dire su questa canzone? Ovviamente qua siamo tutti veneti, ma adesso non per dire Veneto, nord, sud, però insomma io adoro la mia terra e per nulla al mondo la lascerei, ecco, tutto qua. E io lo penso uguale. Fiera di essere veneta. Ma però questa canzone l'ho ascoltata qualche volta, però da imparare a memoria non l'ho ascoltata così tanto, ecco. Ok, adesso mettiamo una canzone che ti piace tantissimo, che ovviamente è quella della tua sigla, che tu conosci molto bene, e alla fine ci spiegherai perché hai scelto questa, va bene? Ok. Non c'è strategia migliore
su questo viaggio Antonacci insieme finire. Bella canzone, devo dire, molto richiesta in rotazione su Scialla, ancora con la Cree. Allora, come si sta in radio? Bene, in buona compagnia. Sì, si sta bene. Allora ti dirò una cosa, che la radio è un po' una cosa magica. Tutte le persone che vengono qui stanno bene, dicono che bello, vogliamo tornare. Insomma, noi ti invitiamo ancora. No, ritorniamo molto volentieri. Sì, ecco, magari venite prima così vi porto a cena. Oh, certo. Ecco, no, perché purtroppo io, anche se dico no, lavoro, no, sono tornato tardissimo. Se sui treni avete l'aria condizionata è grazie a me. Ecco, va bene, mettiamola così. Ecco, a posto, sì, bene. Tanto non va mai, quindi vabbè. E detto ciò, ci sono arrivati tanti messaggi, sono andato a vedere di là, adesso li stampo. Che bello! 2 mail e poi tanti sms e quindi insomma dovrei rispondere perché mi hanno chiesto delle cose bellissime. Oh, che bello! Sì. Poi sono andato a vedere anche gli ascolti di là nella cabina magica, devo dire che siamo messi bene questa sera, quindi che bello, sono contenta. Vuol dire che anche noi. Vuol dire che hai colpito nel segno. Ho colpito. Ecco, hai carisma, ma questo lo sapevamo già. Non c'è bisogno di. Hai bevuto? Cos'è? Ecco. Ma cos'è, Teo? Hai bevuto? Hai bevuto? Ascolta, ma anche a Conetta si beve o spritz? Sì. O spritz? Spritz. Spritz nasce in Veneto. Sì, beh, no, però allora ti spiego. Allora, qui da noi lo spritz non va sul lago di Garda, sai, tutti fighetti bevono il cuvée, il Bella Vista, c'è una roba champagne, però c'è tutte, abbiamo le discoteche la Madonna. Sì, vai sul lago. Allora devi sapere che sono stato in un locale sopra Verona, bellissimo, bellissimo. Verona è un locale storico. Era il compleanno della mia compagna, ho detto ma sì dai, ordiniamo una bottiglia. Guardo, la meno cara costava 250 euro. Capelli bianchi, ma insomma, il Teo in dialetto pugliese potrebbe dire qualcosa di molto offensivo. Domanda. Spara. Domanda così a bruciapelo. Ai. Sì, a bruciapelo. Sì. Nei messaggi che sono arrivati è arrivata un'offerta di lavoro, forse non so se scherzosa o no, però un'offerta dove dovresti metterti in gioco. Che offerta? Un'offerta. Proposte indecenti? No, no, okay. quello del cazzo di cane secondo me è stato soppresso dal tuo compagno. È andato con sugli forse per quello non si è fatto più sentire. Sì, guarda, veramente. Ma c'è della gente in giro. Mario, non è che eri tu quello del cazzo di cane? Sei sicuro? No, sono qua. Sei sicuro? Sì. Non eri tu? No, non ero io. Scusa, vai dalla Steffi un secondo, no, con la bacchetta che dai. Mario, già è rossa, dai, su, per piacere. Scusa, ma adesso che cosa ne pensi di queste persone perverse che fanno queste cose? A te è mai capitato? No. Assolutamente no. Di la verità. Di la verità. La verità ti fa male. Sì. Beh, scusa, ma sei sicura? Sì. Cioè, praticamente una donna che si iscrive su Facebook è destinata ad avere questi. Assolutamente sì. Puoi essere bella, brutta, alta, bassa, magra. Una busta di fame, praticamente. Qualsiasi cosa va bene, esattamente. Però ti capitano queste cose. Diciamo che su Facebook. Più vicino al microfono, Mario. Su Facebook, fortunatamente no. Però capita soprattutto per il colore dei capelli. Oh, mamma, mettiamo un applauso. Scusa, ma perché quando metti l'orgasmo simulato la Cristina ride? Adesso io voglio capire sta roba, scusami. Mi metti in imbarazzo. No, rimettilo. Silenzio, rimettilo. Sì, così. Ma no, spegni sta Oddio. Ma questo è il Teo? Ma roba da
Guardate, io sinceramente, guarda, metto questa qua. Sì, può fare. Vabbè. Dani, se tu volevi chiedere qualcosa è meglio, perché sennò qua la buttiamo in vacca. In vacca. Siamo già in queste. No, io siccome volevo dirti una cosa, siamo in primavera, no? Però ci stiamo avvicinando un po' all'estate, no? Sì, che bello. E allora noi donne ci preoccupiamo subito alla linea, tutte queste cosine. Ho visto i tuoi video, molto simpatici. E tu fai le statistiche, poi fai, non so, questi confronti, no? Metti. E c'è un lato B di cui ne hai parlato abbastanza, no? Il famoso lato B. Quindi hai, diciamo, spiegato i vari tipi di lato B. E poi hai spiegato anche i vari tipi dei décolleté delle donne. Esatto. Cioè, sarebbe il ciappetto. Culo e tette. Parla in stampatello. Quindi ci parli un po' di queste, diciamo, caratteristiche, di queste cose. Scusa, no, un attimo, vorrei dire una cosa. Sai qual è il tag più famoso? Addirittura stavo andando in tangenziale stamattina, una mini aveva dietro un tag con scritto, e qui voglio l'applauso, escile. Cioè, ma ti giuro, una mini tappata con scritto escile. Cioè io l'avrei. No, vabbè, diciamo, a parte escile, andiamo avanti. Lì è stata un'idea della mia amica Billitis, che saluto. Ciao Billy. E niente, cosa devo parlare? Quindi? No, il tipo. Tu come ti prepari per l'estate? Ho iniziato palestra da un mese, però. Che tra l'altro io vedo che sei in perfetta forma. Madonna, sì. Sei una ragazza molto bella. Ti presto i miei occhiali se vuoi. No, veramente, io non ho. Di me non ho molta autostima. Mi sa che le sue abilità cerco di migliorarmi, adesso cerco di andare un po' in palestra, di buttare via un po' di chiletti che ho messo su quest'anno. E allora ti faccio una domanda un po', anche se qui vedo che gira il tuo fidanzato, ma te la faccio lo stesso. Cosa preferisci guardare in un uomo a prima vista? Subito? Non dirmi gli occhi. Fisicamente, no, dimmi le balotte degli occhi, Ecco. No, sinceramente, veramente. Veramente. È troppo dolce la Cristina, è dolcissima Cristina. Cioè tu in un uomo guardi gli occhi. Guarda gli occhi. Non è che quando parlo lo guardo. Ma scusami Dani, devi essere più precisa anche tu. Ho capito, allora. Cristina, tu vedi un bel ragazzo, un bell'uomo. Cosa mi colpisce? Un bell'uomo. Cos'è che guardi subito? Cazzo. Una cosa bella, poi se ci parli insieme non ci trovi niente da dire. Fisicamente. Fisicamente. Lo guardi il lato B? Le labbra? Non è la cosa che guardo più spesso. No, il viso in generale. Il viso. Non do molta importanza al bello, al figo, perché poi i fighi non mi sentirei molto a mio agio con uno troppo bello, ecco. Oh cacchio! Madonna. Guardo di più la persona. So che può essere sei una roba che dicono tutti, ecco, guardo più dentro il carattere, la bontà di una persona, la generosità, ecco, quelle cose lì. Sei una romantica? No, per niente. No, romantica no. Non ti so spiegare, sono strana, faccio fatica a spiegarmi. Sei profonda. In che senso? Nel senso che Ricordati che la vita è un temporale e prendersela nel culo è un altro. Ecco, è arrivata proprio la. Giusto, nel senso che non guardando troppo la parte estetica, sei una persona profonda, quindi va oltre. Vado oltre, no? L'aspetto fisico. L'aspetto fisico. Sì. È molto oltre. Io direi. Soprattutto con noi tre. Esatto. Mettiamo un brano perché. Al prossimo giro leggeremo i tanti messaggi che sono arrivati per la Cristina, ospite di Radio Scialla. Che bello Mario Biondi! Benvenuti ancora a Fenomeni del Tubo in diretta su Radio Scialla. Tanti messaggi sono arrivati per la CRI e noi ringraziamo tutti ovviamente e ringraziamo anche chi sta facendo regia questa sera, Teo e Mario. Ciao Mario.
Ciao. Medi per sempre. Medi per sé. Allora, scusateci, ma purtroppo il nostro programmino che ci trascrive tutti i messaggi non funziona, ho dovuto trascrivermi il copia e incolla. Vabbè, insomma, fanno un po' schifo. Tanti messaggi sono arrivati. Io direi che Dani può iniziare a leggere questi messaggi. Ciao, bentornati. Ce n'è uno un po' spinto, però vabbè, insomma. Vabbè, allora, Cristina, Luca, andresti mai in Lapponia? Alfredo no, vai con le renne. No. Ma poi fa freddo, c'è la neve, no? Ma non ti mi vesti, piace. ti metti un bel piumino. Mi piace l'estate, mi il piace mare, il caldo. Sì, come ti capisco. Un'estate al mare, voglia di... Vabbè, andiamo avanti. Marti Sofiana da Marcon. Quindi dalle vostre zone. Cri, sei il nostro idolo. Da Marcon, ma Marcon, ho fatto uno stage io Marcon, Campalto, vicino a Marcon. Com'è che si chiama Maria? Come si chiama? Si chiama Marti Sofianna. Saranno 3 persone, ciao a tutte e 3, grazie. Allora devi salutare Maria di Fiano Romano. Cri, ci saluti? Baci. Ciao Maria. Bel nome. Ecco, Alberto Rossella, dove possiamo trovarti, Cri, di persona? Vorremmo conoscerti. Bene. Allora, mi trovate, magari mi scrivete su Facebook, nella mia pagina La Cristina allora, io direi che siccome ho visto che diverse persone chiedono di incontrarti, ci potremmo fare ambasciatori di creare un evento dove magari esci in pubblico, che sarebbe il caso. Oh signore, l'hai creata tu la cosa, non l'abbiamo creata noi. Sì. No, volentieri, mi farebbe tanto piacere. Magari pigliamo un centro commerciale. Vabbè, adesso ci organizziamo. Ida di Vercelli, nella vita conta la spontaneità, viva la Cri. Grazie, grande, brava Ida. Ciao Ida. Roberto di Roma, capitano. Roma. Cristina, escile, forza Roma. Olè. Anna Claudia, i capelli sono i tuoi o ti metti la parrucca? È una parrucca. Sì, non l'ho mai detto, ma è una parrucca. Allora, Dani, io direi che qua ci fermiamo un attimo, andiamo avanti dopo con i messaggi. Allora, Cri, noi un'altra domanda da parte della nostra Dani c'è? Sei pronta? Sì. Vai Dani, vai. Sono sempre pronta. Vai. Allora, Cri, ho visto, mentre parlavamo un po' fuori microfono, che ho visto dei tatuaggi. Sì. Quanti ne hai? Ne ho 3. Ci dici quali? Come sono? Me ne farei tanti altri. E questi 3 quali sono? Economica. Allora ho una tartaruga maori. Porta bene la tartaruga, molta fortuna. Simbolo della famiglia, simbolo guida, tanti significati. Il primo è stato una fenice che ho dietro la spalla, dietro il cuore, e 2 lettere nella caviglia. Me ne foto. E queste lettere? Grazie. Queste lettere cosa corrispondono? CM, non per Cristina Mona, ma Cristina e Michael, che sarebbe il mio ragazzo. Ah, bello. Vedi che è molto romantica. A modo suo, cioè, i ragazzi di oggi esprimono il loro romanticismo dichiarandosi facendo questo tatuaggio indelebile. Ma quando è che hai fatto questo tatuaggio? 2 anni fa, anche di più, mi sembra. Non mi ricordo. Sì, 2 anni fa. Perché? Vedo Freddy perplesso, come mai? Non sei d'accordo? No, anch'io ho un tatuaggio. Io ho il tatuaggio più napoletano che ci sia, cioè ce l'ho qua. La scritta qua. E poi parleremo del mio tatuaggio. Quindi te ne faresti ancora, dicevi? Sì, io mi riempirei i tatuaggi. Quindi una donna Maoni. Sì. E il prossimo l'ho già programmato e sarebbe un leone, la faccia di un leone. Quindi la faccia, il muso di un leone, ecco. Ti riconosci un po' nel leone? Sì. Visto che anche il tuo ascendente mi dicevi? Sì. Ecco, quindi. E lo scorpione? No, quello non me lo voglio tatuare. Quello no. Però non si sa mai, ecco, che cambi idea. E così, insomma, mi piacciono i tatuaggi. Come a tanti altri giovani, ecco, più o meno tutti
si riempiono i tatuaggi. Un'altra domanda, Dani. Dimmi. Allora, adesso cambiamo completamente genere. Io ho visto i tuoi video, simpaticissimi, uno mi diverte troppo, anche perché diciamo prende spunto da una polemica partita dal signor Toscani. Sì. Ecco, allora qui ci fermiamo e sottolineiamo questa cosa qua del green tone, no? Questo video molto simpatico di Cristina. E quindi cosa vorresti dire al signor Toscani oggi, stasera? Vabbè, allora, per chi non lo sapesse, l'anno scorso il signor Toscani ha affermato che i veneti sono tutti un popolo di ubriaconi, e qui mi sono girati i coglioni, che fa rima anche. Brava Cri. E non sono d'accordo. Oddio, cioè, è vero che sì, ci piace bere. No. Però ci sono le eccezioni, ecco. Quindi noi siamo più che altro, secondo me, noi siamo dei buoni intenditori di vino, oltre ad essere anche produttori. Sì. Quindi Toscani, diciamo che ha alzato un po' il gomito. Cosa dici, Cristina? Sì. Hai detto proprio la frase giusta. Diciamo che Toscani, un momento di euforia, bevendosi un Valpolicella, un Green Tone, ha alzato il gomito e ha sparato sta cazzata grossa come una casa. Infatti poi invitato da un sindaco del lago, che non diciamo il nome, per gustarsi un bardolino. Il che è tutto dire, no? Ecco. Quindi cosa diciamo, Cristina? Glielo diamo il passaporto per entrare in Veneto o lo lasciamo a Milano? No, penso proprio no, ma assolutamente. No. Signor Toscani, lei per entrare in Veneto dovrà chiedere il visto. Esatto. Ecco, sono tutti d'accordo, giusto? Applausi. Mi viene da ridere a pensarlo, però. Beh, dai, una provocazione, Freddy, passa una provocazione. E così. Te lo ricordi il Green Ce lo accenni? Allora, devo cantare? Assolutamente sì. A cappella. Come ti viene? Non me lo ricordo bene. E ora dico l'inizio. Ti dico la verità, mi invogliava anche travasarlo. Ti te secca su drio tenerme, ma meno che ne posso più. Mettiamo un'altra canzone che è meglio, grazie. Mettiamola. No, però devo dire brava, la manderei al festival di Castrocaro, che è un bellissimo festival. Va benissimo. La facciamo cantare a Castrocaro? Dai, fatta. Oh cacchio. Io direi proprio di sì. Ascoltiamoci una bella canzone, va là. Devo dire che questa sera siamo romanticissimi. Che roba, raga. Bababea. Dalla regia ho una super notizia da dare. Allora, ci colleghiamo dagli studi di Radio Scialla perché proseguiamo con i messaggi. Che sono veramente carini, devo dire la verità. Poi siete molto numerosi e questo ci fa molto piacere e vi ringraziamo tutti quanti. Non me l'aspettavo per niente. No, veramente. Strano, Mino di Ruvo di Puglia, ti aspettiamo in Puglia. Cri, vieni nel nostro comune per uno spettacolo, quindi Cri, preparati quest'estate. Andrò a ballare in Puglia? Assolutamente sì. E ballerai là? Dipende da dove va. Pizzica. La pizzica che va giù a Lecce. Quindi la pizzica, anche Mario balla la pizzica. E la Taranta. Oh ragazzi, la notte della Taranta a Melpignano è veramente bella, comunque andiamo avanti. Cetto dice: Dani, voce sexy e il tuo numero di telefono. Cetto, ti ringrazio. Per il numero ne parleremo. Nadia, Cri, bella voce, lavoreresti in radio? Scusami, glielo do io il numero 338 1595 362. Soddisfatto, ecco, Cetto, prendi nota. Ecco, Nadia, Cri, bella voce, lavoreresti in radio? Ma molto volentieri, mi piacerebbe un sacco, veramente. Sei sciolta, adesso ti sei sciolta. Fermi tutti, fermi. Ecco. Giù i microfoni. Scoop. Cristina, ti lasciamo il microfono. Fai la presentazione della rubrica del cuore di Cristina. Ma io non sono brava con la rubrica del cuore. 3, 2, 1.
Applauso. Buonasera a tutti, questa è Radio Scialla, sono Cristina e stasera parleremo dei vostri problemi di cuore. No, non ce la farò mai. La prima telefonata. Pronto? Pronto, sì, dimmi tutto, sono Cristina. Ciao. Mi chiamo Alberto. Sì, Alberto, da dove chiami? E chiamo da Napoli. Da Napoli, dimmi tutto. Ho un problema. Dimmi. La mia ragazza mi ha lasciato. Mi dispiace, cosa posso fare? Perché ha detto che avevo un cazzo di cane troppo piccolo. Sì, ma sei tremendo però. Non è giusto. Sorvoliamo, cambiamo. E lei è andata con il mio migliore amico e adesso io ho la CID. Cos'è che fai? La CID. La CID? La Copo! Ah, ok. No, ma scusa. Ma io sono innamorato di lei, cosa devo fare? Ti passi una bella serata, ti prendi una bella balla, una sbronza. Sì, esatto. Dimentichi la fidanzata. Dimentichi, anche se è difficile dimenticare. Il tempo cura, lascia passare un po' di tempo e te ne troverai tante altre di meglio. Ti accetteranno per quello che sei. Grazie. La Cristina devo dire ha passato. Allora io dico una cosa, visto che io sono il presidente e quindi ho potere decisionale, direttamente da Roma, Lucia. Da Napoli, Pasquale. Ok, il prezzo giusto non l'hai mai visto? No. È un po' piccola, dai, Freddy. No. Hai ragione. Caspita. Sto cazzo di sgabelli. Bene. Allora, siamo quasi verso la fine. Ormai ci siamo. Leggi gli ultimi messaggi, poi dobbiamo salutare la CRI perché ormai sono le 11. Caspita. È arrivata una proposta decente da Claudio di Milano. Ciao Claudio. Ciao Claudio. Cri, ti vogliamo in redazione del nostro giornale per la cronaca rosa. Che rispondi, Cristina? Rispondo che ti avviso che il tuo giornale fallirà se mi assumerai. Però ci potrei provare. Quindi mandaci il nome della redazione. Quindi Claudio, scrivi a ufficio stampa @sciallavaleggio.com e lì poi ti daremo i contatti della Cri. E Cri le faremo sapere, no? Ecco. Lo faremo sapere. Rosa di Ravenna, una romagnola. Visto che non sei per il matrimonio, conviveresti per tutta la vita? Magari. Sì. Ecco. Sì, mi piace tanto. Prinzi di Savona, quindi dalla Liguria. Sei un mito, dolcissima Cri. Quando un'uscita in pubblico? Ciao Scialla, bacio. Ciao Prinzi di Savona. Prinzi, che bel nome. Parlo savonese. Ecco. E sono così. Io spero presto di fare un incontro, un'uscita in pubblico. E niente, mi piacerebbe tanto. Ecco. Allora guarda, siccome noi siamo un'associazione, queste cose le possiamo fare, ci impegniamo a fare un'uscita in pubblico, cerchiamo di organizzarla. Che bello. Ok, quindi insomma vedremo, magari cerchiamo di fare una cosa un po' soft e vediamo di fare qualcosa. Ok, perfetto, ci siamo. Fantastico. Perfetto. Tu mi dici quello che devo fare, io lo faccio. Io lo faccio. Allora sono le 57, io dico che dobbiamo salutarci. Sì. Però io vorrei fare una domanda prima di salutare Cristina. Una domanda particolare. C'è tempo? Chiedo. Hai 2 minuti. Bene, allora prima di salutarti Cristina, volevo chiederti una cosa. Dimmi. Cosa sogni? Qual è il tuo sogno oggi? Oggi sogno di avere la mia... essere indipendente. Oh cacchio! Trovare un lavoro, magari anche in proprio, un lavoro mio. Il mio sogno sarebbe aprire un'azienda agricola e... benissimo, bello. Mi piace la natura, gli animali. Vorrei trovare un lavoro. Però vedi le donne venete, sono genuine, c'è poco da fare. Mente, braccia, passione,
bellissimo. No, complimenti, ti fa onore quello che hai detto, ti fa onore, Sì. ti fa onore. Grazie. Sono cresciuta in una fattoria e mi piacerebbe vivere ancora per sempre in una fattoria in mezzo alla natura. Ecco. Bene, piuttosto della città. Vedi che ragazza, altro che cronaca rosa. Cronaca... La Cristina è una donna di sostanza. Di sostanza. E tanta sostanza, brava. E quindi Cristina. detto questo, noi ringraziamo ovviamente tutti coloro che ci hanno ascoltato, collegati a Scialla. Grazie. Dobbiamo anche salutare il nostro partner EasyComp di Gardner, vendita e riparazione notebook, computer e quant'altro. Salutiamo i titolari, ovviamente Cristian e Andrea. E vi aspettiamo ovviamente alla prossima puntata del Fenomeni del Tubo Cri. Ti aspettiamo ancora qui. Verrò volentieri. E salutiamo i tuoi ospiti. Molto gentili e pazienti. Fantastici quattro. Fantastici quattro, sì, va bene. Grazie Dani. Ciao a tutti, grazie a tutti. Devo dire che Dani mi è stata traumatizzata da un netturbino che gli ha detto che non aveva i tempi radiofonici. Esatto. Oggi lui fa il netturbino, lei fa radio. Grazie a tutti, un applauso. Mario, il microfono. Salutiamo Mario B. Ciao a tutti. Salutiamo Teo. Ciao ragazzi. Detto anche il Bolzanino e ovviamente Freddy vi danno appuntamento alla prossima puntata. Grazie chi ancora. Baci, Bezos, besito e grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Tra poco andiamo a fare le nanne. Morirò, voglio la Nutella. Saluto ancora la Cri, grazie. Ciao, grazie a voi, ciao. Ciao.